Il Promatera impone anche al Francavilla la legge del 21 settembre, ma deve soffrire più del solito per avere ragione di una squadra che ha dimostrato di meritare il secondo posto in classifica, nonostante la pressoché totale ristrutturazione del suo organico in questo campionato. La formazione di Lamia Caputo ha avuto il merito di aver affrontato la partita senza tatticismi esasperati e in maniera tutt'altro che rinunciataria, e fino a quando la sua condotta di gara si è mantenuta su questa impostazione, il Promatera ha incontrato qualche difficoltà tanto da subire il pareggio degli ospiti. Quando invece i pugliesi hanno deciso o sono stati costretti ad arretrare il proprio baricentro di gioco, hanno perso la partita. Questo in sintesi il quadro di una vittoria che consente al Promatera di isolarsi nuovamente in testa alla classifica, scrollandosi di dosso il pericolo cariatese. Il ritorno solitario del Promatera in testa alla classifica, anche se abbastanza prevedibile, è l'evento più significativo della nona giornata del campionato interregionale di calcio. Le sue inseguitrici, infatti, per la verità tutte impegnate in trasferta, non sono andate al di là del pareggio, con il Policoro che è uscito sconfitto dal campo di Maglie. Per gli ionici potrebbe trattarsi di un brutto colpo, in quanto il passo falso ha fatto perdere contemporaneamente l'imbattibilità alla squadra e al portiere Labriola, che non subiva gol da oltre 500 minuti. Bloccato anche il Francavilla, il peso dell'inseguimento è rimasto prevalentemente sulle spalle della Cariatese, che però in media inglese è appaiata al Matera, e del sempre più sorprendente Bitonto, la vera rivelazione di questa prima fase del torneo. Altri zeri sono stati cancellati dalla classifica, riguardano l'Acri che ha pareggiato la prima partita interna, il Galatina che ha conseguito il primo punto tra le mura amiche e il Corigliano che ha vinto la prima partita della stagione assaporando il gusto dei gol. Domenica prossima i ruoli si invertiranno, sarà il Promatera a giocare fuori casa contro il finora modesto Castrovillari, mentre le sue inseguitrici sono attese da impegni casalinghi, unica eccezione l'Altamura a cui il calendario ha assegnato 2 trasferte consecutive, un'ulteriore difficoltà sul cammino della squadra di Di Benedetto che, attualmente a 4 punti dal Promatera, potrebbe vedersi allontanare pericolosamente la vetta della classifica.